C'è un filo rosso che lega il Friuli al Veneto, è lo sgomento per la morte improvvisa di giovani atleti, quando non di ragazzini. Perché se in Friuli è ancora vivo il ricordo del dramma vissuto da Davide Astori nel 2018 ad appena 31 anni, in Veneto la regione intera si è stretta da pochi giorni attorno alla famiglia di Carlo Alberto Conte, 12 anni appena al debutto nelle gare, colpito inaspettatamente da infarto alla sua prima corsa campestre. È anche per loro che serve non fermarsi di fronte all'evidenza, ma continuare ad indagare. Ed è soprattutto per questo che il Friuli ha istituito un anno fa il Registro regionale delle morti cardiache improvvise, che ha classificato casi delle 4 province friulane. Indagare le ragioni per le quali accadono fatti di questo genere significa esaminare e approfondire alcuni aspetti per evitare che queste cose si possano ripetere. La prevenzione è uno degli anelli deboli del sistema sul quale bisogna continuare ad insistere. E poi mi sembra che ci siano altre due cose estremamente importanti. La semplificazione del tentare delle giustificazioni a volte superficiali rispetto a ciò che accade. Questo dimostra che la scienza bisogna farla lavorare e soltanto quando la scienza arriva all'esito delle cose può dare delle risposte. E oltre a questo l'altro grande aspetto sul quale abbiamo visto delle difficoltà, stiamo incontrando delle difficoltà come sistema, avere un grande patrimonio di informazioni e di dati che devono essere ancora sistematizzati nel modo migliore, devono creare quelle condizioni affinché il dato possa essere maneggiato soprattutto per la sua affidabilità e per la velocità con la quale poi alla fine chi è chiamato a prendere le decisioni possa decidere avendo la più ampia disponibilità delle conoscenze. La metodologia riproduce la struttura classica di un registro, ma con alcuni elementi fortemente caratterizzanti: sistematica raccolta dei casi anche attraverso la collaborazione con le procure, approccio multidisciplinare con impiego estensivo della risonanza magnetica cardiaca post mortem e la caratterizzazione genetica quando indicata, screening delle famiglie in caso di disordini geneticamente determinati in una prospettiva di conversione a progetto di vita attraverso lo studio dei familiari viventi già opportunamente sottoposti a screening per una diagnosi precoce. Infine, reclutamento delle competenze multidisciplinari presenti nelle 4 province delle regioni, degli enti universitari e IRCS. Io penso che quando qualcuno deve parlare di alcuni aspetti lo debba fare con cognizione di causa e non affidandosi a quel che si dice che fa più rumore. Questo è purtroppo una caratteristica di questo tempo. Abbiamo visto quello che è accaduto anche col vaccino, con tutte le cose che ci stanno intorno. Io penso che bisogna un po' ritornare a far parlare quelli che sanno delle cose, magari anche dicendo a quelli che sanno delle cose di non farci assistere a degli spettacoli, come abbiamo visto, di contrapposizione anche tra i professionisti. Questo è un altro aspetto che non va bene, si crea confusione, non si aiutano le persone a decidere serenamente.